Peppi, quando parlo con te mi guarda in faccia. Ma non vedi che sto disegnando? Non vedi che sto lavorando? Io sto facendo un progetto, una cosa chic che devo costruire con Tonino e tu che fai? Mi vieni a disturbare. Ma non ti vergogni, ma lasciami lavorare. Ma cosa aspetta? C'è la sarta. E che già fa che ci sta la sarta? Che devo fare che c'è la sarta? Che vuoi? Che vuoi? Lasciami lavorare. Faccio decidere tra questa o questa. Che l'ha già pigliata secondo te? Vedi, questa o questa qua? Ma è per una poltrona? È una poltrona, Peppino, come sei ignorante! Per un vestito! Questa qua. Sicuro? Sì. Sicuro? Sì, quella. E allora pigli questa qua? Ma scusa, allora che maglia sta a fare? Perché faccio che non tiene gusto. E perciò preferisco scegliere che è più non lascio pigliare. Peppino, come sei ignorante. Quella è una vipera. Quella è una vipera. Mamma me lo diceva, non te la sposare. Non te la sposare che passerai un guaio. Ma invece io no. Io sono innamorato. Si torna a Sanremo. E chissà sposasse più. Chi lo passasse sto mare? Signor, scusate, a fuori ci sta la signora Maria. La faccio trasire. Ma è normale, falla entrare. Ah, e mo' faccio trasire, signora Maria, prego, accomodatevi. Ecco. Buongiorno. Oh, Signor Peppino, ma che mi ricevete in vestaglia? signora Maria, ma cosa volete? Siamo vicini di casa, ci deve essere un po' più di complicità. Eppure tenete ragione. Ma vostra moglie non c'è? Ci sta. Sta di là con la sarta, si sta provando un vestito. Ma invece vostro marito non c'è? Signora Maria, ma cosa è successo? Nulla. Non è vero, voi mi state dicendo una bugia. No, nulla. È sempre la stessa storia. Un litigio con mio marito. Ma ditemi una cosa, signora Maria, ma in questo caso si è dimostrato aggressivo? Aggressivo. Vuole cielo fosse stato aggressivo. Forse, signor Peppino, ci sarebbe qualche speranza. Ma niente. Non ne parliamo più, perché sennò mi irrito. No. Basta, non ne parliamo più. Però sappiate, appena vedrò vostro marito, signora Maria, gli farò una bella romanzina. Per cortesia, non dite niente. Non si può chiedere a uno storpio di suonare il violino. Permettete. Che mamma, mia moglie mi dice sempre: tu non si buone più a niente. O te. Ma se io avessi sotto le mani una femmina tipo quella, con quelle curve, con quei capelli, con quelle labbra, io la prenderei tutta e la bacerei, tutta, la bacerei, tutta, ma che fai di baciare?